Pasta e fagioli ed è pace fatta tra il governatore e i ristoratori che non gli avevano perdonato la visita a un ristorante cinese. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del TG di Venezia Mestre. Una pasta e fagioli per fare la pace. Decisamente una iniziativa profumata, soprattutto gustosa, e così il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha fatto appunto la pace con quei ristoratori che l'avevano contestato, che non gli avevano perdonato la visita a un ristorante cinese. Via. Bel cucciaro. Pasta e fasoie, prosecco di Valdobbiadene, la variante veneta degli italici tarallucci e vino. Buona a caso. Così Luca Zaia ha fatto pace coi ristoratori padovani. L'improvvida visita del governatore a un ristorante cinese di Cadone che aveva suscitato nei giorni scorsi la rumorosa indignazione degli esercenti nostrani. Risparmio la parola pentimento, per questioni più serie si è difeso Zaia prima di certificare l'appartenenza alla comunità uganea dell'orientale che gestisce la tavola calda, a partire dal nome che più veneto non si potrebbe. Io Marco, persona simpatica, ristoratore, penso anche che sia il cittadino italiano perché ha 25 anni, 2 figli che parlano veneto. E l'ho incontrato la prima volta 5 anni fa all'inaugurazione del suo ristorante, invitato da giornalisti che non sapevano neanche che esistesse questa realtà. Argomentazioni accolte e accettate dalla presunta parte lesa, arrivata in processione a Palazzo Balbi portando con sé il gustoso segno di pace. Simbolo della semplicità e dell'unione, perché comunque la pasta fagioli unisce un po' tutti quanti. I fagioli non sono cinesi, poi dopo ti farà questa domanda subito. No, abbiamo preferito portare i cucchiai perché sarebbe stato un po' difficile, quindi abbiamo optato per i cucchiai. Grazie. Prego.